Non è sicuramente questo che farà litigare il centrodestra e non è questo che mi toglie il sonno, se ne sta occupando e deciderà il Parlamento. Il freno a mano tirato non è di uno qualsiasi, ma del numero uno della Lega, Matteo Salvini, in queste ore in Sardegna. E non è cosa da poco, perché per molti questa frase ha una traduzione chiara. Il caso terzo mandato, e quindi in Veneto il caso Zaia, non deve mettere a repentaglio i già delicati rapporti con Giorgia Meloni e Fratelli d'Italia, spalleggiati da Forza Italia. Il Carroccio non vuole trovarsi isolato su questo tema, come di fatto sembra essere, e dunque l'emendamento della Lega presentato dal segretario regionale Alberto Stefani rischia di essere ritirato in nome dell'unità del centrodestra? Verrebbe da chiedersi quale unità, almeno in Veneto, dove ai sorrisi di prammatica si contrappongono strali e attacchi da quando Fratelli d'Italia ha rotto gli indugi ripetendo da mesi un mantra: il Veneto tocca a noi. Fumo negli occhi dei leghisti. E sono dichiarazioni che non fanno bene, queste dichiarazioni comportano comunque un aumento di tensione che non sarebbe necessaria. Io avrei evitato, diciamo, un'apertura di campagna elettorale così in anticipo perché ci sono tanti temi sul tavolo a livello amministrativo che vanno affrontati, però se veniamo tirati in ballo, ecco, non dobbiamo aver paura di ribadire che il nostro partito, la Lega, deve continuare a mantenere la presidenza di questa regione. Il Veneto è nostro, insomma, calma e sangue freddo, intanto che il Veneto è nostro, che ascoltassero i veneti e allora se il Veneto è loro, i veneti vogliono l'autonomia, che il percorso dell'autonomia vada avanti a grandi galoppate anche da Fratelli d'Italia. Zaia o non Zaia, per il Carroccio Veneto sta diventando una questione di vita politica. Ho definito il Veneto come la linea del Piave per il Carroccio, per il nostro partito. Io credo che dopo 15 anni di amministrazione Zaia ci sia l'esperienza, ci sia la capacità per poter continuare a governare questa regione e ad esprimere il candidato presidente. Zaia resta il nome da spingere, ma le europee potrebbero sparigliare le carte, lo sa bene anche Matteo Renzi che da osservatore con la sua Italia Viva, da Mestre rilancia lo scontro. Meloni vuole mettere le mani sul Veneto mandando a casa Zaia, dice l'ex premier. La Lega vuole insistere e se non ci sarà il terzo, candiderà qualcuno alla presidenza, come il sindaco di Treviso. Già, con l'ipotesi Mario Conte che lo stesso primo cittadino non ha rigettato a priori e che secondo chi lo conosce bene sarebbe un ruolo che gli calza a pennello. Lui ha sempre detto che è a disposizione del partito, ma è a disposizione anche e ha un impegno con i cittadini. Dovesse essere, io lo vedo anche un bravo amministratore, non solo locale ma anche regionale. E comunque, se Roma dovesse stoppare Zaia, la Lega lancia un avvertimento a tutti. Di sicuro il presidente Zaia non è che sparirà dalla scena politica veneta e con lui rimarrà in campo, penso, la sua lista, la lista Zaia e la lista Lega, entrambe compagini fatte da militanti leghisti che hanno portato grandi soddisfazioni al presidente Zaia e al nostro partito e quindi penso le porteranno anche in futuro.